Mi ti racconti tanti, ma anche un. Il giorno più bello? È il giorno più bello che sono in cara congedata. È il giorno più brutto allora? È il giorno più brutto che sono partito con la cartolina gialla. Andavamo su a Corvara, sul villaggio della Tridentina, a portare la legna, perché a quei tempi, ai miei tempi, funzionava solo la legna come riscaldamento. Quando arrivavamo su, anche un po' in ritardo, si faceva fare la guardia al palo, si metteva sotto un pino per un'ora, 2 ore, mezz'ora, e ci lasciava là sull'attenti per punizione. Ero a fare il CAR all'Aquila, sono arrivato al Meso del 3° Artiglieria Montagna. Quando sono arrivato là e mi ha detto: chi ha patente di camion? Presente? Coi muli. Chi che non aveva patente gli ha fatto fare la patente. Così era sotto Annaia. È il manico della Badia. Qui è del manico della Badia, della palla. E io vorrei un po' storto, invece io fai dritto, no? Ti fai fatica a lavorare come una fa così. Ascensione del Monte Peralba, 2 giugno 1979, battaglione pronto per fare l'ascensione, partono le prime 2 squadre, quando la prima arriva in cima sospesa l'ascensione perché c'era bufera di neve, quindi tutti a casa. Il 2 giugno? 2 giugno del 1979. No, a casa. Casa in caserma, sì. Sotto Annaia, che mi ha scampato il mulo e l'ha buttato un parapeto. Siamo partiti, sono partito per Annaia perché ho 19 anni e siamo arrivati all'Aquila, ma ho detto come smontare qui a dopo perché ho detto, ma quando mi vedo, ma gli era già qui i secondini era pronti per tapparsi, gli vede la gente foresta che arriva e mi ha portato in caserma, mi ha sistemato i capelli, non mi ha come detto, e dopo è passato 3 mesi, bei, perché come tutti sistemai i capelli. era sempre imboscato, però mi piaceva essere imboscato perché mi piaceva camminare. Ma io ho fatto anche le bufere però, perché le montagne a Carnia le ho sbassate 30 centimetri a camminare. 30 Pronto a vedere? Ma io cosa sto qua? Il microfono. Il giorno più bello quando sono entrato in Fantuzzi. E il giorno più brutto allora? Quando che sono andato via dalla Fantuzzi, che è il militare. E che cosa ricorda di più? Tutti quanti i soldati che avevo, perché ero ufficiale, e tutti i ragazzi che mi hanno fatto festa. Comunque ho passato il più bell'anno della mia vita, perché fare il militare ti rende uomo. Cioè, abbiamo lavorato anche per il terremoto, perché mi ora era successo il terremoto, appena successo. Abbiamo lavorato parecchio per il terremoto. Dopo un bel ricordo che noi in pratica mi ho fatto militare a Tolmeso, dalla caserma Cantore si andava su a Paolaro a piedi a portare i viveri su a Paolaro. E quello è stato un bel ricordo, veramente, perché abbiamo aiutato tanta gente. Abbiamo i 20 anni e non abbiamo paura di niente in pratica. Si lavorava e speriamo che venga su tornati ancora come che erano altri. Dopo la Naia è bella farla, è bellissimo, però i primi mesi ho pianto come un bambino, era dura. Lo stipendio era povero. Quanto era lo stipendio? 52 lire. Il male era solo che era pochi soldi, perché abituati a prendere tanti soldi l'operaio in Svizzera. E invece là qua a Naia. Ma tagliai i capelli il primo giorno di Naia. Le ha tagliati i capelli? Già. E lei non voleva? No, stai via a zero. Sono stato un gran imboscato. Ah sì? Un minuto non me ne intendo, non mantenimento. Quindi per me è andata bene. Un mio commilitone è rimasto su a Cimo Vallona sull'attentato del Treligio di Cimo Vallona nel lontano 1967. È mancato lì? È mancato lì, gli hanno fatto saltare il Treligio e lui è rimasto là. È stata una grande, bella esperienza. Oltretutto mi ha insegnato a sciare, mi ha insegnato a arrampicare, quindi
sono cose positive che uno se la porta per tutta la vita dopo.